laggiù a Venezia ci tocca arrivare. E dai de pala, e dai de... Oggi è stata una giornata speciale per la nostra comunità, per Codissago, con l'inaugurazione del monumento allo Zattiere, un percorso lungo di tanti anni che oggi è andato a compimento grazie alla collaborazione di tante persone, alla volontà della famiglia, al sostegno dell'amministrazione comunale di Longarone, del consorzio BIM di Enel, che hanno voluto contribuire a un'opera che rappresenta una storia, la tradizione degli zattieri che è propria della comunità di Codissago, che ha fatto conoscere Codissago un po' in tutto il mondo, perché con i tronchi trasportati dalle zattere qui è stata costruita la città di Venezia e questo è sicuramente un grandissimo motivo di orgoglio. Il monumento allo Zattiere è stato distrutto dalla tragedia del Vajont e quindi dopo 61 anni averlo potuto riposizionare proprio all'interno di Codissago è sicuramente stato un momento molto emozionante e che segnerà per sempre la storia di una tradizione che deve essere un insegnamento anche per i nostri giovani. Allora, questo progetto, come sappiamo, era uno dei due punti fondamentali inseriti addirittura nello statuto degli zattieri nella nostra ricostruita associazione, quindi nel 1982. Sono quindi 42 anni che cercavamo di realizzare questo monumento e devo dire che grazie all'aiuto dei nostri associati negli ultimi 4 anni, ad un lavoro egregio e alla collaborazione con tanti enti, siamo riusciti adesso a portare a termine quest'opera, questa splendida opera del maestro Franco Murer, che è veramente un collegamento tra la nostra storia, quindi il nostro passato, ma anche proiettata al futuro, un esempio per i nostri giovani, per le generazioni future, ed un punto di riferimento non solo per questo paese, per la nostra comunità, ma per l'intera vallata fino ad arrivare a Venezia, nostra meta storica di tutti gli zattieri del Piave. Evviva gli zattieri di Codissago! Finalmente dopo 42 anni dalla fondazione della nostra associazione abbiamo raggiunto questo che era uno degli obiettivi per il quale è stata fondata, la realizzazione di un monumento allo zattiere dopo la scomparsa di quello che era davanti alla Villa Malcolm distrutto con il Vajont. È un grande onore per noi avere quest'opera di Franco Murer che rappresenta la forza e il coraggio degli zattieri. Nella sua laguna le case, i palazzi e le chiese poggiate su tronchi provenienti dalle terre alte e tronchi che alimentavano l'arsenale da dove sono uscite quelle straordinarie navi portate in battaglia a Lepanto da Barbarigo e Venier. Gli zattieri affrontavano viaggi pieni di pericolo con grandi fatiche fisiche e sacrifici. Costruivano le zattere con tronchi e tavole di legno che venivano legate da sacche, rami di nocciole e corde. In questo modo affrontavano innumerevoli scivoli e chiuso lungo il percorso. Ho pensato ad un pannello in bronzo, che poi vedremo, posto in verticale che rappresenta la montagna, dove gli zattieri, con grande sforzo, dirigono il loro treno di zattere. L'opera rappresenta un omaggio agli zattieri, a questi uomini che hanno trasportato per secoli il legname a Venezia, alla città che poi ha difeso l'Adriatico e ha creato anche questa grande potenza marinara sia economica che militare. Ormai che siamo ne tocca remar tra rocce, tra rocce a strapiombo e sassi